sono le cupole della cattedrale metropolitana, praticamente in quel posto lì si sviluppa tutta la città fortaleza intorno alla cattedrale. E poi c'è anche la piazza di Cristo Redentore, quello lì giù, Redentore si dice Redenzione perché in omaggio ai 100 anni della liberazione, il centenario della liberazione degli schiavi in Brasile, 1888. Allora costruirono quella piazza e hanno messo lì il Cristo. Questa parte si può vedere meglio che c'è tutta la zona periferica intorno al centro della città. Tutto questo è anche il centro, dicono che la spiaggia della Sema, c'è un piccolo pezzo della spiaggia della Sema che fa parte del centro vecchio, il centro dove c'è la cattedrale lì, tra poco noi ci andremo. Allora, di là si vedono tutti i quartieri della città e qua mi Fortaleza si stende ancora, come Fortaleza ancora più grande. Si vede giù in fondo che non ci sono più grattacieli. Praticamente i grattacieli finiscono in questa parte qua. Dal centro in poi comincia la zona periferica con tutte le case, con tutta la tegola. Chi arriva con l'aereo qua dall'alto si vedono tutte queste tegole, queste case come sono dove c'è la zona periferica. Ricordo che quel pontile serviva di poco, quello lì sulla sinistra, dove c'è quella nave ferma che si chiama Maracon, che è una nave giapponese che è stata abbandonata prima degli anni 40, e poi ho detto, la nave non si poteva avvicinarsi molto al pontile. Allora, c'era sempre una specie di battello che veniva giù, faceva lo scarico, scaricava tutta la merce al Fortaleza. E poi è stato abbandonato il pontile e gli inglesi hanno costruito quest'altro qua, non con legno così, non hanno finito perché in quel mentre Fortaleza stava crescendo e aveva bisogno di un porto più grande e per il pressi dei tre pontili hanno costruito quell'altro porto più grande. Siccome Fortaleza stava crescendo 15-20 anni fa, hanno deciso di approfittare questo terreno qua e hanno messo tutti questi legni e hanno fatto questo bel vedere. I giovani qua nel pomeriggio vengono che viene il tramonto verso le 5:30, verso le 6, stanno qua, suonano con la chitarra la musica dal vivo, vedono il tramonto che accade sempre così. Poi da luna piena quando c'è da questa parte, è sempre così. Le persone più giovani che vogliono venire attirate, noi consigliamo fare un giretto a piedi. Hai ricattato chi? Si può arrivare dall'albergo? Tranquillamente, per tornare indietro è meglio prendere i taxi, sta 5-10 minuti, al massimo 10 minuti col taxi, ma per arrivare fino a qui a piedi si va tranquillamente, sempre sulla passeggiata arrivare anche a piedi, è quello che sto dicendo, noi siamo abituati a camminare a piedi.